Bentornati amici aggiornamento con le previsioni meteo. Abbiamo assistito a una fase di maltempo che si è concentrata soprattutto sulla Calabria ionica, sulla Puglia e sulla Basilicata, dove abbiamo avuto anche qualche disagio e locali nubifragi, ma adesso la perturbazione abbandonerà proprio i settori meridionali e si alzerà verso nord per portare qualche ultimo piovasco entro le ore mattutine dell'alba sul nord Italia, e assisteremo, come vedete, a un'espansione netta del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Quindi attenzione, perché nel corso dei prossimi 10 giorni porterà, pensate, lo zero termico anche oltre i 3500 metri, un'anomalia rilevante che porta quindi anche alla classica inversione termica, quindi vuol dire che avremo più freddo all'alba in pianura, ma comunque temperature molto mite anche sul resto del territorio, e questo comporterà un inverno, diciamo una prima parte dell'inverno con purtroppo il dominio dell'anticiclone. Almeno nelle prossime 2 settimane, pensate, non si intravedono tracce di perturbazioni, essendo che il vortice polare si sta ricompattando per bene. Andiamo a vedere un po' come evolverà la situazione proprio nel corso della giornata di venerdì. Come anticipavo, qualche piovasco al mattino al nord, mentre rovesci che si concentreranno, come vedete, soprattutto su queste aree, localmente anche sulla Sardegna meridionale, ma come vedete il minimo depressionario porterà a temporali più concentrati soprattutto sul palermitano e anche lungo le coste della Campania e della Calabria. Qualche rovescio anche sull'Abruzzo, con tendenza all'indebolimento delle precipitazioni entro la serata, quando il minimo viaggerà verso la Grecia, e assisteremo quindi, come vedete, a una temporanea pausa per quanto riguarda la giornata di sabato. Vi ricordo però che proprio nella giornata di sabato abbiamo ancora la possibilità di qualche piovasco sulla Sicilia settentrionale. La protezione poi di questo campo anticiclonico, che tenderà ad ampliarsi proprio dai settori sud-occidentali, come vedete un caldo anomalo che insiste sull'Europa occidentale e la Spagna, si estenderà per portare poi una netta stabilizzazione del tempo e qualche nube in più solamente sulle zone alpine. Per il resto avremo cielo poco nuvoloso e nel complesso anche più sereno, soprattutto sulla Sardegna. Qualche refolo di aria fresca insisterà sulle coste adriatiche, ma nel complesso il clima sarà nella media, con il rialzo termico deciso sopra media già sulla Sardegna. Come vedete, domenica l'estensione decisa del campo anticiclonico porterà a una stabilizzazione del tempo dappertutto, cielo nel complesso soleggiato al nord, con qualche velatura ancora presente sul basso Adriatico e sulla Sicilia, con occasione solo per qualche piovasco locale sull'Appennino meridionale. Per il resto avremo invece stabilità, qualche locale nebbia, foschia in Valpadana alle prime luci dell'alba, e un fronte umido invece che non si concentrerà sull'Italia, lambirà insomma solo i settori alpini. E come vedete lunedì eccolo invece che domina, quindi l'anticiclone. Non si intravedono quindi particolari perturbazioni, non ci sono quindi buone notizie per quanto riguarda anche gli amanti della neve, perché purtroppo le nevicate non si intravedono nei prossimi 10 giorni, e quindi godremo anche di temperature insolitamente anomale. Pensate, da lunedì, come vedete, in poi assisteremo a questi valori termici addirittura fino a 15 gradi in Valpadana, e addirittura fino a 20 gradi sulla Sardegna, picchi di 21, e tra i 17 e i 19 gradi sulla Sicilia. Insomma, termiche insolitamente anomale per il periodo, dato che insomma siamo in pieno inverno e questo inverno non porta per niente delle buone avvisaglie. Vi ricordo comunque di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.